Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con la velocità in partenza da parte di Vaciglia, Solimano, che va a condurre dal squalificato. 10, mentre sbaglia Azzurratab, ha sbagliato Numero 7, anche Azzurratab, squalificato. Solimano, mentre in seconda posizione cerca di portarsi subito Bomber Alter, numero 16, che segue le mosse di Vaciglia. Al largo progredisce Victor Leo, che va a chiedere strada a Vaciglia e tende a passare, mentre all'esterno c'è già Danselli, che va in progressione sulla testa della corsa. Poi in quinta posizione, quarta allo steccato, è Banca Italia Sun, mentre Eclair Magic è il primo del pelotoncino dei penalizzati. Victor Leo al comando a buon ritmo, 600 metri in 45,7. Danselli che ora dà il proprio parziale per provare a passare sul leader che prova a reggerlo per un po'. Poi Danselli insiste al largo, 800 metri in 1 minuto e 5 decimi, che ovviamente valgono meno per Danselli, che passa a condurre. E così Danselli al comando nei confronti di Victor Leo. Poi Vaciglia, quindi Bomber Alter a precedere Banca Italia Sun, poi Eclair Magic e Venusia Jet. Questo è il treno dei primi, gli altri molto più indietro. Primo chilometro che se n'è andato in 1,15,5. Danselli in vantaggio, muove al largo Bomber Alter che dà una schiena ad Eclair Magic che prova a risalire. Danselli a 800 dal palo continua a guidare nei confronti di Bomber Alter al largo. Victor Leo allo steccato, Eclair Magic in pariglia. Poi ancora Vaciglia, quindi Banca Italia Sun. La curva di destra con Bomber Alter che passa nei confronti di Danselli, che è stanco a palo molto lontano. Passa ora Bomber Alter attaccato da Eclair Magic, poi Victor Leo a 400 dalla conclusione. Eclair Magic che dà l'attacco a Bomber Alter che prova a difendersi allo steccato, quindi ancora Victor Leo, poi Vaciglia che passa in quarta posizione, seguita da Brasilia Io. Eclair Magic e Bomber Alter intanto continuano a darsele, seguiti sempre da Victor Leo. La piegata conclusiva passata in 15,1. Eclair Magic che tende a passare nei confronti di Bomber Alter, che vende cara la pelle, ma Eclair Magic passa sull'errore di Bomber Alter. Victor Leo fa il secondo, precedendo Vaciglia, quindi al quarto posto c'è Banca Italia Sun che precede Venusia Jet. 1.16.3 il ragguaglio cronometrico per il successo di Eclair Magic. Antonio Di Nardo per il training di Salvatore Valentino, i colori di Davide Montanari, il numero 15 che vince la TQQ di giornata. Rompe in zona proibita Bomber Alter che avrebbe preso un comunque buon secondo posto e lascia così al secondo il 6 di Victor Leo, mentre poi vanno a completare il marcatore. Andiamo a rivedere per i numeri: il 15 di Eclair Magic al primo, il 6 di Victor Leo al secondo. Per la Tris c'è ancora il 10 di Vaciglia che coglie il terzo posto ad altissima quota, mentre il quartello chiude Banca Italia Sun e il quintel 12 di Venusia Jet. La vittoria in chiusura nel premio Rustego per Eclair Magic, Antonio Di Nardo, Salvatore Valentino per i colori di Davide Montanari.